Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Palacus di Cagliari, 13ª giornata del campionato di Serie A2 femminile, l'ultima di andata, derby qui a Saduchessa, Cus e Virtus faccia a faccia per questa sfida importante per entrambe le formazioni. Il Cus infatti è impegnato nella caccia alla salvezza, la Virtus dopo un inizio un po' difficile vuole cercare di agguantare invece la zona playoff che attualmente sorride al San Salvatore Selargius. Ieri vittorioso sulla Mercedes Alghero e dunque attualmente ottavo in classifica, ha superato Fassi Albino, la formazione di coach Staico, e ora dunque è l'obiettivo principale del Cus della Virtus da raggiungere in classifica. Virtus a quota 8 invece. Nell'ultimo turno le ragazze di coach Ferrazzoli hanno subito una sconfitta contro la Scotti Empoli. Dall'altra parte il Cus invece ha subito una netta sconfitta anche preventivabile alla vigilia sul parquet della capolista Geas Sesto San Giovanni. La partita è iniziata, il Cus ha già mandato a segno il primo canestro di questa partita, risponde per la Virtus Chiara Rossi con questa tripla. Non abbiamo ancora elencato quelli che sono i quintetti delle due formazioni: Alesiani, Riccardi, Bungaite, Niola e Dettori per il Cus. Dall'altra parte Sarni, Rossi, Da Silva, Vargiu e Templari. Questo è il quintetto dunque schierato in campo da coach Iris Ferrazzoli. 3-2 il punteggio per la formazione bianco-blu. Vargiu dal palleggio attende il blocco di Da Silva, poi perde palla per un istante dopo l'intervento di Niola da 3 punti. Anche Sarni che è una lunga ma anche mano molto educata dalla lunga distanza, seconda tripla su 2 tentativi per la Virtus. 6-2 il punteggio in questo inizio di partita. Il Cus che cerca di reagire dall'altra parte con Bungaite che cerca in punta Riccardi, il tiro frontale mandato a segno dalla giocatrice in maglia numero 10 schierata da coach Federico Sciascia. Vargiu dall'altra parte ha servito Sarni, si accusa immediatamente del fallo Riccardi, è il primo personale della sua partita. 4-6 partita che è iniziata con un alto tasso di agonismo fin dalle primissime battute, rimessa in zona offensiva per la Virtus. A eseguire c'è Lavinia Da Silva, centro portoghese della Virtus, ex Sanga Milano, prova a smarcarsi Rossi, riceve invece Vargiu, poi Sarni fuori dall'arco, cerca il taglio di Da Silva, capisce tutta la difesa che sporca il tentativo di passaggio. Dall'altra parte Alesiani, cede il pallone a Dettori, qualche palleggio e poi il servizio in angolo per Niola che prova l'iniziativa dal palleggio, il passo d'incrocio non trova spazio per la buona difesa di Templari. Bungaite, lo scarico per Niola, sta per esaurirsi il cronometro dei 24 secondi con il Cus che riesce comunque a trovare un tocco con il piede da parte di Sarni che permette dunque di riciclare il cronometro dei 24 secondi. 7 minuti 41 secondi al termine del primo quarto, più 2 Virtus, rimesso in gioco il pallone. Alesiani chiama lo schema maglia, arriva Dettori, poi il pallone nuovamente ceduto al playmaker ex La Spezia che prende il centro dell'area, alza la parabola, va a segno con il canestro della parità a quota 6. Ottima iniziativa dal palleggio qui da parte di Federica Alesiani che regala il sesto punto della partita al Cus. Sarni fuori dall'arco, si prende un'altra tripla, stavolta è lunghissima, rimbalzo comodo per Bungaite, poi il pallone ceduto ad Alesiani, fuori dall'arco c'è Niola che attende il taglio di Dettori, pallone in punta per Riccardi e poi il servizio per Bungaite impreciso. E allora palla persa dal Cus a 7 minuti e 5 secondi dal termine del primo quarto. Vargiu ha rimesso in gioco il pallone all'indirizzo di Chiara Rossi che chiama lo schema 2 ora nell'attacco della Virtus. La finta di consegnato per Templari che riceve in questo istante, c'è poi Sarni che dà un'occhiata al mismatch che Rossi ha con Alesiani, poi la palla va in post per Lavinia Da Silva che realizza, ma il fallo era avvenuto prima dell'azione di tiro e dunque ci sarà una rimessa, semplicemente una rimessa dal fondo per la Virtus, anzi dal lato, con Lavinia Da Silva che andrà a eseguire
in piedi a dare indicazioni coach Federico Sciascia. Stessa cosa fa anche Iris Ferrazzoli, tecnico della Virtus Cagliari. Vargiu dal palleggio quest'oggi in quintetto, prima volta, dovrebbe essere la prima volta in stagione per lei, arrivata da Ariano Irpino, dove è stata giocatrice, era stata giocatrice di coach Ferrazzoli già in passato. Un po' una sua fedelissima rimessa intanto dal fondo sempre per la Virtus, con Templari che è pronta a eseguire. Si riprende a giocare dopo questa lunga interruzione. Il blocco di Vargiu per Da Silva, che riceve in angolo, prova a partire dal palleggio molto bene contro Bungaita, la batte già facilmente col primo passo e realizza il layup del +2 Virtus. 8-6 il punteggio qui a Saduchessa, partita che è iniziata in maniera molto intensa, ritmi abbastanza rapidi e gioco piacevole da una parte e dall'altra. Qui la rubata di Lavinia Da Silva, che poi si lancia in contropiede e realizza ancora. Lavinia Da Silva sta segnalando in questo inizio di gara, la giocatrice della Virtus. +4, 10-6 ora il punteggio, 6 minuti 7 secondi al termine del primo quarto. Riccardi fuori per Niola, vuole l'1 contro 1 con Templari, manda a segno un gran canestro in fade away. Coach Ferrazzoli voleva l'infrazione di passi, a suo avviso aveva arrestato il palleggio in 3 tempi la giocatrice extra alle altre proprio della Virtus. Questa è una partita che vede davvero tante ex incrociate da una parte e dall'altra. Partita che riprende ora con un cambio eseguito da coach Sciascia sul parquet. Con la canotta numero 12 c'è Jennifer Bertucci, la sesta giocatrice della rotazione, prima con Marcello Ibe, ora anche con il tecnico cagliaritano Federico Sciascia. Ora l'intercetto da parte di Niola, fischio arbitrale e dovrebbe esserci stato il fallo su Rachele Niola, e così è questa la chiamata da parte degli arbitri. Ricordiamo che a dirigere questo incontro sono stati designati Daniela Barbagallo e Federica Servillo. Rimessa da zona difensiva già eseguita per il CUS con Alesiani, che ora lavora dal palleggio sulla pressione forte di Vargiu. Riccardi lontano dal canestro, non ci pensa 2 volte, spara la tripla, la manda sul primo ferro, rimbalzo della stessa Vargiu, che ora cerca di accelerare le operazioni nell'attacco della Virtus. Templari dall'angolo, secondo ferro, rimbalzo di Bertucci, il pallone poi all'indirizzo di Alesiani, che ora vuole lavorare con un po' più di calma, chiama lo schema maglia, si guadagna un vantaggio su Vargiu, che però riesce a tornare sul pallone. La fuga di Templari, che ora finta su Bertucci. Bertucci abbocca alla giocata della sua avversaria e va a franarle addosso. Prima della ripresa del gioco ci sarà un time out, a chiamarlo è stato coach Federico Sciascia, tecnico del CUS Cagliari. Gioco al Palacus con Alesiani in possesso del pallone, controllata da Vargiu, sale per bloccare Riccardi e poi Alesiani ancora in punta per il tiro da 3 punti di Dettori, secondo ferro, rimbalzo alto di Sarni e poi Niola con la sua solita grinta va a contenderle il pallone e guadagna una palla contesa che vale al CUS un nuovo possesso in zona offensiva. 4 minuti e 51 secondi dal termine del primo quarto. Niola riceve il pallone per la rimessa, serve Alesiani, che ha per un istante un corridoio di penetrazione, decide poi di tornare da Niola, lavorare contro Da Silva. Il ribaltamento di Riccardi per Dettori, prova ad andare verso la linea di fondo, strada bloccata però per lei, allora si va da Alesiani. 8 secondi per il tiro del CUS, un po' bloccato qui l'attacco. Alesiani decide di lasciar partire un gancio da distanza siderale quando mancavano ancora 5 secondi, poi si addormenta la Virtus a rimbalzo, in particolare Lavinia Da Silva molto poco attenta. Niola è lì pronta a recapitare a canestro il punto numero 10 del CUS, qui alto basso tra Sarni e Da Silva. L'ultimo tocco è della portoghese, sfortunata in questa circostanza. Applaude la panchina della Virtus perché il gioco era stato eseguito coi tempi giusti in questa circostanza. Solo una ricezione difettosa da parte della portoghese ha impedito la realizzazione di un altro canestro facile da sotto. In angolo ora Riccardi, poi in punta per Alesiani, circola il pallone sul perimetro per il CUS. Dettori, arresto e tiro, fronte al canestro, altro
Altra soluzione offensiva cercata e trovata con grande puntualità da parte del Cus, che ora è in vantaggio sul 12-10. Rossi con Da Silva che prova a smarcarsi in post, va dentro con la mano sinistra, scarica in angolo all'indirizzo di Templari. Ancora Rossi, le finte contro Bertucci, prova ad andare verso il centro dell'area, poi si incarta un po' con il pallone in mano, quasi allo scadere dei 24 secondi. Un gesto di stizza per lei, è pronto un doppio cambio nelle fila del Cus, sta per entrare con la canotta numero 7 Madeddu, giovanissima giocatrice, prospetto di rilevanza nazionale. Dall'altra parte invece ha fatto il suo primo ingresso in partita Valentina Mura con la canotta numero 4. È uscita Marta Vargiu, dunque staffetta nel ruolo di playmaker per la Virtus che ora difende a zona, fronte pari 2-3 per coach Perazzoli. E questa la soluzione scelta per cercare di mettere in crisi l'attacco della Virtus. Ottimo qui l'assist di Madeddu per Niola, altri 2 punti in questa circostanza, però scaturiti da un'ottima giocata di Madeddu, che ha faccia tosta ed ha attaccato con cattiveria il pitturato qui, trovando il passaggio giusto all'indirizzo di Niola. Il tiro dopo lo step back dall'altra parte per Rossi, c'è l'extra possesso garantito però dal rimbalzo offensivo conquistato da Sarni. Da Silva a bloccare su Alesiani, il pallone fuori per Sarni, tripla aperta mandata per aria, solo secondo ferro, rimbalzo lungo conquistato da Templari e poi parte in palleggio Rossi. Ancora Templari, la finta, si avvicina al canestro, altro arresto e tiro, stavolta è morbidissimo, va a segno Elisa Templari, accorcia sul -2 la Virtus, che aveva approcciato abbastanza bene questa partita, ma il Cus è lì presente e l'orgoglio, come in ogni derby, farà la differenza quest'oggi a Saduchessa, al di là di quello che può dire la classifica. Il pallone ora in angolo per Bertucci, da 3 Jennifer Bertucci, allunga ancora il Cus sul +5, 17-12. Coach Sciascia già pronto, un altro cambio, sta per tornare sul parquet Angela Dettori. Quel taglio servito da parte di Mura, che però non trova lo spazio per il tiro, linea di fondo, poi Da Silva sul perimetro, palla dentro per Sarni che si appoggia con il fisico a Riccardi. Prima dello scadere dei 24 secondi c'era stato il fallo di Elena Riccardi, la giocatrice ex Palermo, manda in lunetta Silvia Sarni. Cambio per coach Sciascia, esce Rachele Niola ed entra in campo Angela Dettori. Dall'altra parte escono Rossi e Da Silva, sul parquet ci sono Ridolfi e con il numero 9 è entrata Beatrice Mastio. 2 liberi, dicevamo, per Sarni, lo scorso anno fondamentale nella cavalcata salvezza della Virtus, con coach Montemurro in panchina. Arrivata stagione in corso da Orvieto, ha letteralmente svoltato la stagione della Virtus. Qui va a segno con solamente il secondo libero, allora -4 Virtus, 17-13 il punteggio. Alesiani ha già portato il pallone in zona offensiva, attende ora lo smarcamento delle compagne. Dettori, mano sinistra, resta il palleggio, si prende un tiro molto difficile in faccia a Ridolfi. È già partita Templari a tutta velocità per Mura, e poi il pick and roll tra Templari e Sarni, costretta a riaprire fuori, tripla con tantissimo spazio per Templari che manda a segno. Break per la Virtus, ora 5-0, che permette alle ragazze di coach Perazzoli di tornare sul -2. Dall'altra parte Alesiani va dentro con cattiveria e si trova, meglio, riesce a realizzare il canestro con il fallo. Dunque andrà in lunetta con il libero aggiuntivo Federica Alesiani. 19-15 il vantaggio del Cus. Altro cambio, torna subito in campo Niola, esce Madeddu, protagonista di un buon approccio alla match classe 2001 Madeddu, mentre in lunetta c'è Alesiani per il Cus, pronta a trasformare il libero aggiuntivo dopo il canestro realizzato con fallo in precedenza. Libero
mandato a segno, allora più 5 Cus, 20-15 ora il punteggio. Sarni sale a bloccare per Ridolfi, poi palla in angolo per Mastio, costretto a indietreggiare dalla pressione di Dettori. Ottimo il taglio di Ridolfi che però non riesce a ricevere. Mura fuori per la stessa Ridolfi che guarda il canestro, si prende la tripla, la manda a segno, ma prima c'era stata l'infrazione di passi commessa dall'ex giocatrice del San Salvatore. Allora palla persa dalla Virtus a quel mini break virtusino. Il Cus ha subito risposto con questo gioco da 3 punti importante di Alesiani anche dal punto di vista mentale, sempre più 5 per le universitarie, mentre arriva un altro cambio, esce Mura e sul parquet torna Chiara Rossi. Non è soddisfatta coach Ferrazzoli dell'approccio alla partita negli ultimi possessi, in particolare di Valentina Mura, mentre Bertucci va fuori dall'arco per Dettori, tiro da 3 punti sul secondo ferro. A rimbalzo lavora Sardi che cede poi il pallone a Templari sulla pressione di Niola. Arriva il blocco di Sarni che poi rolla dentro, fa tutto da sola con la mano sinistra. Elisa Templari sfortunata in questo caso. Parte la transizione del Cus molto veloce con Niola che però poi preferisce attendere l'arrivo delle compagne. Riccardi gioca l'1 contro 1, va a segno con l'arresto e tiro in faccia a Silvia Sarni. Allunga ancora il Cus, 22-17 il punteggio qui a Saduchessa. Rimesso in gioco il pallone per Alesiani, il fallo della difesa, mentre c'è un cambio con Dettori che esce. Al suo posto in campo c'è Julita Bungaite con la canotta numero 18. Rimessa dal lato per il Cus con Alesiani ancora in possesso del pallone. In campo per la Virtus c'è anche Laura Pellegrini Bettoli che va a spendere il fallo. Rimane sempre in zona offensiva il Cus con la rimessa eseguita da Niola. L'indirizzo di Alesiani, prova a smarcarsi Riccardi, il pallone dentro poi per Bungaite che prova l'1 contro 1 contro Lavinia da Silva. C'è però una infrazione di passi in partenza. Allora palla persa dal pivot lituano del Cus Pellegrini Bettoli a eseguire la rimessa da zona difensiva. Il pallone poi consegnato all'indirizzo di Chiara Rossi, va a bloccare Beatrice Mastio, mano sinistra per Rossi, poi sale fuori Templari accoppiata con Niola, palla in post per Lavinia da Silva che gioca bene l'1 contro 1 ma sbaglia l'appoggio al canestro, colpita alla nuca Riccardi, rimane indietro di un giro. Arriva ora in zona offensiva per il Cus, la finta e poi la partenza in palleggio, si prende il tiro, lo manda a segno ancora una volta Elena Riccardi, protagonista di questo inizio di partita. 8 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto. Templari che ribalta il lato per Mastio, la finta e poi il passaggio fuori per Da Silva, si fa vedere, riceve fuori dall'arco Chiara Rossi, mano sinistra, trova il corridoio di penetrazione, arriva la deviazione da parte di Riccardi, la stoppata della ala del Cus Cagliari permette comunque alla Virtus di rimanere in zona offensiva. Esce Pellegrini Bettoli, torna in campo
con il numero 29 Silvia Sarni. È da ripetere il cambio che non era stato autorizzato in precedenza dalla coppia arbitrale rimessa dal fondo, dicevamo in precedenza, per la Virtus, con Rossi che esegue in uscita dai blocchi templari, manda sul secondo ferro, rimbalzo ancora per Bungaite e poi il pallone ceduto ad Alesiani che chiama lo schema maglia. Alesiani dal palleggio con la mano sinistra, il pallone fuori per Riccardi e poi il suggerimento per Niola. Dal palleggio Niola vuole affrontare Templari, poi in punta c'è Bungaite, arresto e tiro frontale ancora a segno. Il CUS sta giocando davvero una gran partita, 26-17, più 9 sul CUS, il massimo vantaggio nella partita per la formazione universitaria. 7 minuti e 50 al termine del primo tempo. Templari dal palleggio sale per bloccare Lavinia da Silva e poi il tiro cadendo all'indietro ancora con mano morbida per Elisa Templari. 26-19, riesce a tenersi in linea di galleggiamento la Virtus. Ora prova a prendere il centro dell'area forte, trova un'autostrada di fronte a sé Elena Riccardi, fallo della difesa, 2 liberi per l'ex giocatrice di Palermo che continua a dare segnali importanti all'interno di questa partita. Coach Ferrazzoli ancora una volta vede qualcosa che non va nella sua difesa e va a chiamare time out. 2 liberi per Riccardi, il primo va a segno e permette al CUS di riallungare sul 27-19 più 8, altra chance per lei, 2-2, allora nuovo più 9 CUS Cagliari sul 28-19, lavora dal palleggio Chiara Rossi e doppio post alto per la Virtus, poi palla dentro per Ridolfi in ricezione profonda, subito raddoppiata, allora si torna fuori da Sardi, elegante arresto e tiro dopo la finta, errore anche per lei da Silva, fuori per ancora Rossi, stavolta l'arresto e tiro della giocatrice in maglia numero 5 della Virtus è vincente. 28-21 il punteggio, 6 minuti al termine del secondo quarto. Alesiani dal palleggio con la mano sinistra si sbraccia e vuole il pallone Riccardi, arriva ora con un pizzico di ritardo il pallone per la giocatrice numero 10 del CUS. Alesiani deve inventarsi qualcosa allo scadere dei 24 secondi, lo fa bene e arriva il canestro del più 9, 30-21 a firma di Federica Alesiani. Templari dall'altra parte prova a tagliare lungo la linea di fondo Ridolfi, il blocco di Sarni, poi per Chiara Rossi, Lavinia da Silva con il pick and roll laterale, poi Sarni che si prende l'arresto e tiro dall'angolo, altro canestro per Sarni, molto importante in questa fase del match per tenere in linea di galleggiamento la Virtus attaccata alla partita sul meno 7, 30-23. Il CUS sta giocando molto bene in queste fasi iniziali, l'area di derby ha fatto bene le ragazze di coach Sciascia che ora vanno a realizzare ancora con la penetrazione, mano destra per Niola a segno, 32-23. Rossi per Sarni, vuole palla Ridolfi, trattenuta per un istante anche per la maglia da Bertucci. Ora in post lavora da Silva che cerca di riaprire dall'altra parte con il ribaltamento all'indirizzo di Sarni, pallone però fuori misura, palla persa dalla Virtus. Ci sono dei cambi per coach Sciascia, esce Alesiani, al suo posto in campo c'è nuovamente Angela Dettori, gioco che riprende 5 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Niola lavora dal palleggio ma finisce col commettere infrazione di doppio palleggio. Altro cambio stavolta dall'altra parte, esce Templari, torna in campo Valentina Mura, rimessa da zona difensiva per la Virtus con Ridolfi che è pronta a eseguire. Mura riceve il passaggio dalla compagna e lavora poi dal palleggio. Ancora Mura in possesso del pallone, poi c'è Rossi che riceve il fallo da parte della difesa, rimessa in zona d'attacco allora per la Virtus. 5 minuti e 18 secondi al termine del secondo quarto, con il pallone che verrà consegnato tra qualche istante
a Da Silva per la rimessa che deve essere invece eseguita da Ridolfi. Un po' di confusione ora per la Virtus con Rossi che sale per ricevere il passaggio, fa vedere Sarni il blocco poi di Da Silva, il tiro da 3 punti preso e sbagliato da Ridolfi, lavora a rimbalzo Dettori che prova a correre in transizione, ancora Dettori in possesso del pallone, lo cede poi a Niola, ora senza Alesiani in campo per il Cussa, agisce in posizione di playmaker Dettori, fuori per Riccardi che guarda il canestro, spara la tripla, la manda a segno ancora Elena Riccardi, 35-23 più 8 ancora Cus Cagliari. Che partita stanno giocando fino ad ora le ragazze di coach Sciascia, penultime in classifica al momento, solo la Mercedes Alghero ha fatto peggio. L'unica vittoria del campionato del Cus è arrivata infatti alla prima giornata proprio contro la Mercedes, da quel momento in poi solo sconfitte, ma i passi avanti si sono visti tanto sotto la gestione di coach Marcello Iba quanto sotto quella di Federico Sciascia. Qui derubata per un istante del pallone Angela Dettori, fallo speso da Sarni, anzi da Rossi, e questa è la segnalazione da parte dell'arbitro. È già pronto un altro cambio, torna sul parquet Beatrice Mastio, esce Ridolfi piuttosto impalpabile in questo suo primo ingresso in partita, liberi per Dettori con la Virtus che ha già speso il bonus, libero realizzato ora da Dettori. 36-23 il punteggio ora, che diventa 37-23. Continua ad allungare il Cus che ora sembra in controllo delle operazioni. Rimessa dal fondo eseguita da Silva per Mura, chiamato lo schema. Ancora Mura a lavorare dal palleggio, riceve fuori dall'arco Sarni, poi il pallone ancora per Mura, vuole andare in ricezione profonda, Rossi servita con un pizzico di ritardo ancora nel mismatch con Alesiani, e questa è una soluzione sicuramente studiata a tavolino da coach Ferrazzoli. Stavolta però Rossi si fa pescare in infrazione di 3 secondi all'interno del pitturato, palla persa dalla Virtus a 3 minuti e 53 secondi dal termine del secondo quarto. Riccardi lontano da canestro, poi la partenza di fallo su Alesiani che è andata in luretta 1 su 2 per lei. 38-23 ora il punteggio in favore del Cus Cagliari, anzi 37-23. Viene ora aggiornato il tabellone. Mastio, poi la palla dentro per Ridolfi che prova a riaprire proprio per Mastio, capisce tutto Dettori che si lancia in contropiede. Dettori cerca un appoggio, lo trova in direzione della nuova entrata, giocatrice in maglia numero 8 Gaslini, che riceve quel fallo da parte della difesa. Proseguono le difficoltà in casa Virtus e liberi allora per Gaslini, giocatrice in maglia numero 8 che sbaglia il primo tiro a cronometro fermo. Avrà un'altra chance Gaslini col secondo libero, mani un po' fredde per lei, fa tanto freddo qui a Saduchessa. 1 su 2 per Gaslini. Allora adesso si arriva il 38-23. Cus Cagliari sempre più in controllo delle operazioni qui a Saduchessa. Vediamo se riesce finalmente a reagire la Virtus. Qui il fallo di Alesiani su Rossi che andava dentro in penetrazione, il primo fallo della partita di Federica Alesiani. Coach Sciascia vuole andare a colloquio con Julita Bungaite, rimessa dal lato per la Virtus con l'incombenza della rimessa che viene lasciata poi a Da Silva. Ridolfi per Rossi, pallone che era destinato dentro ancora una volta a Da Silva, ha capito tutto la difesa del Cus. Alesiani per Gaslini che va dentro in penetrazione, appoggia al vetro e realizza altro canestro per il Cus, stavolta a opera di Gaslini. 40-23 e adesso diventa
davvero difficile rimontare per la Virtus, ma la partita è ancora lunghissima. Qui il fallo speso da Gaslini, la stessa Gaslini protagonista in questa fase della partita, su Lavinia da Silva, che potrà andare in lunetta con 2 liberi. C'è bisogno di un po' di fosforo nella manovra della Virtus. Allora torna in campo Marta Vargiu, esce Giulia Ridolfi. Primo fallo della partita di Gaslini. Liberi, dicevamo, per da Silva sotto. Ancora la Virtus di ben 17 lunghezze. Ora realizza il primo libero Lavinia da Silva. Coach Ferrazzoli a dare altre indicazioni alle sue ragazze. 1 su 2 per Lavinia da Silva, rimbalzo comodo per Bungaite, 2:46 per chiudere il primo tempo qui a Saduchessa. Alesiani lavora dal palleggio, il pallone poi ceduto a Gaslini, circola ancora sul perimetro all'indirizzo di Niola. Alesiani cerca lo spazio per la penetrazione, non lo trova, allora è costretta a indietreggiare sulla pressione di Templari, va dentro con la mano sinistra, trova il fallo Federica Alesiani, andrà in lunetta con 2 liberi a 2 minuti e mezzo dal termine del secondo quarto di gioco qui a Saduchessa. Davanti c'è sempre il Cus con il punteggio di 40-24, 2 liberi per l'ex giocatrice di La Spezia Federica Alesiani, che cerca la concentrazione, manda a segno il primo libero, mentre Federico Sciascia è andato a dare indicazioni a Rachele Niola. Altra occasione per Alesiani dalla lunetta, 2 su 2, 42-24. Marta Vargiu ora porta il pallone in zona d'attacco per la Virtus, sale Mastio per il blocco, poi Dettori sulla uscita dei blocchi di Rossi che lavora a sua volta sul blocco di Mastio, manda per aria un tiro che non trova fortuna. A rimbalzo ci sono sportellate e arriva il fallo personale di Lavinia da Silva su Bungaite, se non ho visto male, anzi è esattamente il contrario, ovvero fallo di Bungaite su Lavinia da Silva, che è già pronta in lunetta con 2 liberi. Ha riposato in panchina nel frattempo Elena Riccardi, che ora è pronta per tornare sul parquet. Vedremo chi sarà a uscire. Esce Bungaite, allora quintetto piuttosto basso ora per coach Sciascia. Riccardi, l'unica lunga praticamente, insieme a lei Dettori e Gaslini, che hanno comunque centimetri, mentre da Silva manda a segno il primo tiro a cronometro fermo. Prova in questo modo a ricucire la Virtus. 2 su 2 ancora per Lavinia da Silva, cambio per la Virtus. Esce Vargiu, protagonista di un brevissimo ingresso in partita in questo momento, e torna sul parquet. Sarni vuole giocarla con 2 lunghe, ora vista l'assenza di Bungaite, la Virtus per cercare di rosicchiare altri punti preziosi. Qui partenza in palleggio difettosa però da parte di Gaslini, infrazione di passi, palla persa dal Cus. 2 minuti esatti al termine del secondo quarto, rimessa da zona difensiva con Mastio, che è pronta a eseguire il pallone che arriva a Chiara Rossi. Cus che ha sorpreso la Virtus in questo inizio di partita con davvero tanta aggressività, non solo, anche con attacchi ben eseguiti, attacchi di qualità, non solo furore agonistico per le ragazze di coach Sciascia, ma anche, come detto, qualità di gioco. Qui infrazione di 3 secondi per Lavinia da Silva, servita un po' in ritardo da parte delle compagne, è una palla persa da parte del Cus. La Virtus risponde con un'altra palla persa. Alesiani dall'altra parte in slalom praticamente decide poi di fermarsi in angolo e di tornare in punta, dove c'è Rachele Niola fronteggiata da Beatrice Mastio. Prova a prendere la penetrazione, Niola va fuori da Riccardi, accoppiata con Mastio, non riesce a giocare in avvicinamento, allora si deve prendere un arresto e tiro. Niola lo sbaglia ma lavora molto bene al rimbalzo e realizza Elena Riccardi, protagonista davvero di un gran primo tempo. 44 Cus, 26 Virtus, va dentro con coraggio. Dall'altra parte Chiara Rossi, fallo della difesa e altri liberi per la formazione virtusina, con il Cus che
ovviamente ha già speso da tempo il bonus. Prima della ripresa del gioco c'è un altro time out, a chiamarlo è stato coach Federico Sciascia a 1 minuto e 13 secondi dal termine del secondo quarto. 2 liberi per Chiara Rossi, a segno il primo, prova a chiudere con un po' di fiducia il primo tempo la Virtus. Ancora Rossi in lunetta, 2 su 2 per lei, 44-28. Virtus che è scivolata sotto anche di 17 lunghezze nel corso del primo tempo. Qui un dai e vai con Alesiani che trova un buon corridoio di penetrazione, è sfortunata però in questa circostanza la giocatrice in canotta numero 4. Arresto e tiro per Templari, errore, rimbalzo di Riccardi, poi il pallone ceduto ad Alesiani. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto di gioco, il consegnato di Alesiani per Riccardi, poi ancora Alesiani dal palleggio, Dettori presa in consegna da Mastio. Alesiani ancora vuole giocare l'1 contro 1 con Rossi, dal palleggio è più veloce, manda per aria un tiro con la mano sinistra che va a segno. Ancora Cus protagonista, ancora Federica Alesiani a realizzare. Un altro dei temi interessanti di questa partita sarà vedere se il Cus riuscirà a mantenere questi ritmi indiavolati nell'arco di tutti i 40 minuti, ma fino a questo momento è stata veramente una prestazione maiuscola per le universitarie che meritano abbondantemente il vantaggio fin qui acquisito. Alesiani da 3 punti prova a chiuderla in gloria, non trova fortuna. Templari dall'altra parte non si prende nemmeno la preghiera. Dopo i primi 20 minuti di gioco a Saduchessa davanti c'è il Cus col punteggio di 46-28 sulla Virtus Cagliari. Riprende il gioco a Saduchessa, davanti c'è il Cus con il punteggio di 46-28. Riccardi sceglie Niola e poi il pallone ancora per Alesiani contro Mura, c'è il blocco anche di Bungaite che poi vorrebbe ricevere a ridosso del pitturato. Prosegue la circolazione sul perimetro del Cus, tripla cortissima per Dettori, difesa molto aggressiva ora per la Virtus al rientro in campo. Ha bisogno di giocare con questo atteggiamento la formazione virtusina se vuole recuperare una partita che si è messa davvero male nel corso del primo tempo. Mura riceve il pallone, ora Templari che ha subito anche un colpo a un occhio nella circostanza precedente. Il pallone che continua a circolare fuori per Da Silva, la finta e poi la partenza in palleggio, trova il corridoio di penetrazione con la mano mancina. Meno 16 Virtus, 46-30, qualche segnale positivo in questo inizio di secondo tempo per le bianco-blu che ora difendono. Dettori va fuori per Riccardi, il tiro in faccia a Da Silva che esce con un istante di ritardo sulla sua conclusione, ristabilito immediatamente il più 18 delle universitarie a caccia quest'oggi della seconda vittoria in campionato. La Virtus che manovra sul perimetro con Sarni, alto basso con Da Silva, fischio arbitrale per sanzionare il tentato anticipo di Bungaite, falloso secondo gli arbitri. Rimessa dal fondo allora per la Virtus con Templari che è pronta nella zona delle operazioni. Rossi si fa vedere, fischio arbitrale a sancire la ripresa del gioco, spara subito il tiro Sarni, errore, si lotta a rimbalzo, strappa via il pallone con grande foga, con grande carica Angela Dettori, lo porge poi all'indirizzo di Alesiani che attende l'arrivo di Riccardi. Riccardi poi cade e perde palla il Cus qui con Da Silva che perfeziona il recupero. Palla ora per Rossi, dà un'occhiata dentro Rossi, poi il pallone sulla mano mancina, il blocco di Da Silva, la partenza in palleggio di Mura che va dentro, buono il passaggio almeno nelle intenzioni all'indirizzo di Da Silva, ha capito tutta la difesa, contropiede 2 contro 1 per il Cus, qui fallo antisportivo probabilmente, non è così secondo gli arbitri, un semplice fallo su Dettori con Rossi che è andata a cercare il pallone. A giudizio dei direttori di gara, coach Sciascia non è d'accordo con questa decisione arbitrale, avrebbe voluto il fallo antisportivo. 2 liberi per Angela Dettori che dovrà dunque accontentarsi, pronta in lunetta. Dettori ex di questa partita, una delle tante. Lo scorso anno ha conquistato la promozione con
Broni in Serie A1 non è stata confermata, è tornata in Sardegna, è tornata al CUS con cui aveva già giocato, anche tra l'altro maturando qualche esperienza in Serie A1. Assegno Dettori dalla lunetta, 49-30 più 19, CUS Cagliari qui a Saduchessa con Da Silva che il pallone in punta lo cede poi a Rossi, il blocco di Sarni che poi vuole ricevere vicino a canestro, Riccardi non riesce nemmeno in questo caso nell'anticipo, Sarni usa bene il fisico e appoggia il meno 17, 49-32 il punteggio. Lavora ora con le lunghe la Virtus, la sua arma principale. Dall'altra parte solo Riccardi e Bungaite stanno cercando di tenere il ritmo di Sarni e Da Silva. Qui il pallone ancora per Sarni sotto canestro in reverse, riesce a realizzare 49-34, mini break di 4-0 per la Virtus che si riaffaccia sul meno 15. Alesiani a lavorare contro Mura. Qui Sarni ancora con l'anticipo su Bungaite, ancora Bungaite smarca Dettori, riceve ora lontano da canestro, una tripla un po' forzata, non va a segno. La Virtus ha ripreso fiducia e ora attacca a testa bassa con Rossi, si propone Da Silva, c'era forse una linea di passaggio interessante. Templari va dalle parti di Rossi, il pallone ancora in possesso della playmaker guardia del Virtus Cagliari. Fallo commesso da Riccardi in questa circostanza e rimessa ancora dal fondo per la Virtus. 6 minuti 43 secondi al termine del terzo quarto. Rimessa dal fondo, dicevamo, per Templari che ha già servito Sarni, poi Rossi che fa circolare all'indirizzo di Mura. Il consegnato per Templari, sale Da Silva, vuole bloccare per la compagna Sarni, ha tanto spazio oltre l'arco, decide di prendersi la tripla, la manda però sul primo ferro, si lotta poi al rimbalzo con Da Silva e Bungaite. L'ultima a toccare è stata la giocatrice portoghese, dunque rimessa dal fondo per il CUS con Niola pronta a eseguire. Mura va a prendere Alesiani lontanissimo da canestro. Ancora Alesiani che ha portato il pallone in zona d'attacco, qui finta per un attimo di andare verso la linea di fondo, va dalle parti di Riccardi, palla dentro per Dettori, un'ottima giocata questa ancora da parte del CUS con Riccardi che è andata dentro per la ricezione di Dettori, si è fatta trovare pronta la giocatrice in maglia numero 11 del CUS. Qui Sarni, il piazzato dall'angolo, ancora un canestro dalla media distanza per Silvia Sarni. 51-36 ora il punteggio, siamo già arrivati a ridosso della metà del terzo quarto con Alesiani che insiste dal palleggio. Troppe braccia in difesa da parte di Valentina Mura, e questa l'indicazione da parte degli arbitri. Fallo del playmaker della Virtus, rimessa dal lato per Niola con Riccardi che Bungaite che va a bloccare per Alesiani. Il passaggio ora sì per Riccardi che va dentro con la mano sinistra. C'è il fallo di Da Silva che spinge la sua avversaria, l'aveva battuta, aveva preso un vantaggio con il primo passo Riccardi, che ora avrà a disposizione due liberi per cercare di riallungare con il CUS che è avanti, lo ricordiamo, col punteggio di 51-36. Ha sorpreso la Virtus con un primo tempo davvero di livello il CUS, ora sta cercando di tener botta fino alla fine nonostante le rotazioni corte, ma va detto a onor del vero che quando sono state chiamate in causa sia Madedu che Gaslini dalla panchina, coach Sciascia ha trovato risposte interessanti da parte delle sue giocatrici. Cambio per la Virtus con Ridolfi che entra sul parquet, esce Da Silva che torna in panchina, un po' contrariata per questi ultimi minuti di partita. Dal palleggio c'è Mura, il pallone ceduto poi a Sarni, ancora Mura che attende l'uscita dei blocchi di Templari, che riceve in questo istante il lavoro difensivo che porta Niola a prenderla in consegna. La finta di Mura, 8 secondi per il tiro della Virtus, ancora palla sotto per Sarni, non riesce l'anticipo di Riccardi con la giocatrice in maglia numero 10 che lamentava una trattenuta a opera di Sarni non vista dagli arbitri. Continua
nel tentativo di ricucire la Virtus. Qui arriva l'errore da parte di Riccardi, rimbalzo conquistato da Templari, prova a correre in transizione Mura che serve, poi Rossi accoppiata con Niola, partenza verso il centro dell'area, lo step back e poi la finta con il passaggio poi di riapertura all'indirizzo di Templari. 10 secondi, fischio lontano dalla palla, il fallo anche in questo caso non premia Elena Riccardi, che era andata ad allacciarsi vicino a canestro con Sarni. Terzo fallo della partita per Riccardi, vediamo se rimane in campo per coach Sciascia o se decide di amministrare la situazione falli il tecnico cagliaritano in vista dell'ultimo quarto, dove presumibilmente si andrà a decidere questo incontro. Mura in possesso del pallone, sale Templari, poi il pallone in angolo per Ridolfi, extra pass, poi un po' in cortocircuito l'attacco della Virtus con Mura che riesce comunque a trovare il canestro con un po' di fortuna anche allo scadere dei 24 secondi. 52-40, attenzione perché la Virtus è tornata sotto, meno 12 ora per le ragazze allenate da coach Ferrazzoli. Niola dal palleggio a lavorare sul blocco di Bungaite, va dentro con la mano destra, trova solo il tabellone, ha recuperato Sarni che ha poi servito Mura, il pallone sotto per Ridolfi, layup a segno anche per Giulia Ridolfi, canestro ora del meno 10, 52-42 qui a Saduchessa, con coach Sciascia che comprende il momento di difficoltà delle sue ragazze e decide di parlare un po' con loro, chiama time out. È ripreso il gioco a Saduchessa con Alesiani in possesso del pallone, mano sinistra per lei, accoppiata con Valentina Mura, si propone, riceve Riccardi, sporca il pallone Sarni, momento della partita che sta sorridendo alla Virtus, sotto di 10, 52-42 dopo essere stata sotto anche con un distacco nell'ordine delle 20 lunghezze. Rimessa dal lato con Niola sul pallone, sale Alesiani, accoppiata con ancora Mura, il pallone poi in angolo per Niola che si prende il tiro da 3 punti, lo manda sul primo ferro, rimbalzo per Ridolfi, dall'altra parte c'è Rossi, va verso il centro dell'area, arresto e tiro per Rossi, ancora a segno Virtus in piena fiducia, ora è in piena rimonta, parziale aperto ancora per le Virtusine, 52-44, meno 8, vediamo come risponde il CUS, potrebbe aver esaurito un po' la benzina a questo punto della partita, ma non va sottovalutato il cuore delle ragazze di Federico Sciascia che hanno dominato il primo tempo. Qui sbaglia prima Dettori, poi sbaglia anche Niola, ha già recuperato la Virtus che corre dall'altra parte con Rossi, reclama palla Sarni, ribaltato invece il lato per Mura, Sarni deve salire a bloccare, lavora dal palleggio Mura, ha tanto spazio per andare in penetrazione, realizza ancora Valentina Mura con il canestro del 52-46, terzo quarto completamente di marca bianco-blu, 2 minuti e 35 al termine. Alesiani, il pallone per Dettori e poi Niola che attende l'uscita dai blocchi di Alesiani, sporcato qui il pallone, c'è il fallo speso da Ridolfi, dunque permette al CUS di respirare un pochino. Il quarto fallo di squadra per la Virtus nel corso del terzo quarto, il secondo personale invece per Ridolfi. 52-46, come già detto, rimessa dal fondo per Alesiani che è pronta a eseguire qui interruzione della partita perché il direttore di gara deve andare a dialogare con i tecnici. Ora finalmente si può riprendere a giocare. Cus che ha perso lucidità, ha perso fiducia, ora cerca di recuperarla, qui reclama un fallo Riccardi, non lo trova, allora Ridolfi corre dall'altra parte, qui sì, viene speso il fallo da Rachele Niola sulla diretta avversaria e il terzo anche per Niola. Già Riccardi ha subito 3 sanzioni personali nel corso di questa partita.
Rimessa da zona offensiva per la Virtus con Sarni che è pronta a eseguire. Palla per Ridolfi, poi in uscita dei blocchi il servizio all'indirizzo di Rossi. C'è poi Templari a lavorare sul pick and roll laterale con Sarni, pallone qui un po' gettato da parte della Virtus che non riesce a trovare un tiro. Si rimane sul 52-46 in favore delle universitarie. 2 minuti e 7 al termine del terzo quarto. Alesiani ha già chiamato lo schema nell'attacco del CUS. Riccardi sale per ricevere, tentativo di anticipo non andato a buon fine da parte di Sarni, e poi finalmente riesce a sbloccarsi l'attacco rosso-blu con il taglio pescato bene da parte di Angela Dettori. 54-46, ora ripristinato il +8 per le universitarie, tripla sul primo ferro per Templari, riparte il CUS dall'altra parte, Dettori all'indietro per Alesiani, ancora lo schema maglie, questa è la chiamata del playmaker universitario, il blocco e poi la ricezione per Dettori, alto basso con Riccardi, passo d'incrocio e fallo speso da Ridolfi. Qui gioca bene l'alto basso il CUS con Riccardi che si guadagna un viaggio in lunetta. 1 minuto e 22 dal termine del terzo quarto, è pronto un altro cambio con Lavinia da Silva che rileva Ridolfi, arrivata anche lei al terzo fallo personale, anzi non esce Ridolfi, esce bensì Silvia Sarni, autrice fin qui di un'ottima partita. Pronta in lunetta Riccardi per il CUS che ha accusato un momento di grave difficoltà nel corso di questo terzo quarto, facendosi rimontare fino al -6 dalla Virtus. 0-2 è abbastanza inusuale qui per Riccardi. Dall'altra parte la Virtus prova a correre con Templari, il pallone fuori per Da Silva e poi circola ancora dalle parti di Rossi, l'uscita dei blocchi di Ridolfi, palleggio con la mano sinistra, poi cambia mano Ridolfi, arriva ancora per il pick and roll Da Silva, circolazione sul perimetro per mettere in ritmo Templari, errore col tiro da 3 punti di Templari che riesce comunque ad avventarsi sul pallone vagante. Ora Rossi in angolo da Ridolfi che non ci pensa 2 volte, manda per aria il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo stavolta per Riccardi e riparte l'azione del CUS con Alesiani dal palleggio. Riccardi è pronta per il pick and roll, sale invece Bungaite, ricezione per la stessa Riccardi che va dentro con forza e per poco non trova il gioco da 3 punti. Riccardi, 2 liberi per lei a 33 secondi dal termine, sempre 54-46 il punteggio per le universitarie. C'è un altro cambio, torna sul parquet dopo lungo tempo Jennifer Bertucci che rileva Angela Dettori. Cambio anche dall'altra parte con Lavinia da Silva che esce, dovrebbe essere arrivata al 4º fallo personale della sua partita e allora in campo c'è spazio per Beatrice Mastio. Primo libero per Riccardi, sbagliato. Ancora una chance per lei, 0-2 anche qui, ma c'è il rimbalzo importantissimo in zona offensiva di Jennifer Bertucci e poi arriva il fallo di Ridolfi con coach Perazzoli che si infuria con le sue ragazze che non sono riuscite a controllare questo rimbalzo difensivo. Stavolta i 2 liberi se li andrà a prendere Bertucci. Sciascia invece a colloquio con Alesiani e Riccardi, dalle indicazioni in zona offensiva. Ancora un libero sbagliato da parte di Bertucci, da parte del CUS meglio. Stavolta riesce ad andare a segno Bertucci, mani fredde, tanto freddo qui a Saduchessa come abbiamo già detto anche nel corso del primo tempo. C'è un errore tanto sul cronometro della partita. Interruzione della partita, c'è ancora qualcosa da giocare nel corso del terzo quarto, cronometro che invece segna lo 0.
Viene sistemato ora manualmente il cronometro della partita, verrà riportato. A 30 secondi esatti, 30 secondi al termine del terzo quarto, ci sono degli altri cambi. Bungaite esce, torna in campo Dettori, torna in campo anche Sarni, esce Mastio, si gioca a scacchi tra le due panchine anche in questa fase conclusiva del terzo quarto. Pallone per Mura, potrà andare ovviamente fino in fondo la Virtus. Ora Mura che detta i ritmi in zona d'attacco, l'uscita dei blocchi di Ridolfi contro Bertucci che difende bene, ricezione profonda ancora per Sarni, il pallone poi che va in angolo per l'iniziativa di Templari, posizione ancora ottima per Sarni, assegno in reverse, 55-48, meno 7 Virtus, 3 secondi qui per il tiro di Alesiani che per poco non la mette davvero da lontanissimo. Finisce il terzo quarto, davanti c'è ancora il CUS ma stavolta di sole 7 lunghezze, 55-48 il punteggio dopo 30 minuti. Siamo arrivati agli ultimi 10 minuti di un appassionante derby tra CUS Cagliari e Virtus Cagliari. Il punteggio dopo 30 minuti vede avanti le universitarie sul 55-48, ma la partita si è riaccesa dopo un sostanziale dominio del CUS nei primi due quarti. Rimonta Virtus nel corso del terzo, poi ancora Riccardi che lamenta una trattenuta di maglia su meglio a opera di Sarni che invece andrà in lunetta con due liberi, davvero un fattore importante in questa partita. Silvia Sarni che realizza il primo libero, è pronta sul cubo dei cambi. Angela Dettori andrà verosimilmente a prendere il posto di Riccardi. Qualche problema di falli ora la giocatrice in maglia numero 10, anzi esce al suo posto Rachele Niola con la canotta numero 15. Rimesso in gioco il pallone Alesiani dal palleggio per il CUS. Alesiani che serve poi lontano dal canestro Riccardi, accoppiata con Sarni, sale a sua volta per la ricezione Bertucci, poi Alesiani che prova a prendere il centro dell'area, il suo tiro non va a buon fine, c'era a suo giudizio anche un contatto falloso già dall'altra parte la Virtus con Rossi che cerca di battere dall'1 contro 1 Bertucci, trova il fallo e la rimessa dal fondo. 55-50 la ripresa, la Virtus che ora è a contatto. Coach Sciascia molto arrabbiato per il non fischio in precedenza su Alesiani e arriva il fallo tecnico che può costare caro ora al CUS. Mentre coach Ferrazzoli va a dare indicazioni a Ridolfi, sarà un libero più possesso aggiuntivo per la Virtus. Sbaglia Sarni e rimessa ora dalla zona centrale del campo con anche Rossi che si era portata a colloquio con Ferrazzoli in precedenza. Mura è pronta a eseguire la rimessa, pallone per Rossi a gestire dal palleggio, poi si apre Ridolfi, cerca di lavorare in avvicinamento a canestro Sarni come sempre con tante sportellate con Elena Riccardi là sotto, mentre Bungaite sta prendendo in consegna Ridolfi. Altra rimessa alla zona offensiva per la Virtus con Sarni che cede all'indirizzo di Ridolfi, poi la palla per Rossi, ancora sportellate là sotto Sarni e Riccardi. Sarni che ora sale a bloccare, cambio difensivo accettato per un istante da Riccardi, arresto e tiro di Ridolfi, un mattone, rimbalzo controllato da Bungaite, poi prova a correre in contropiede accelerando i ritmi Alesiani. Bertucci si prende un piazzato dall'angolo, lo sbaglia ma c'è il rimbalzo di Riccardi, anzi di Bungaite, importantissimo a questo punto del
dell'ultimo quarto. Riccardi dal palleggio si prende un altro tiro, voleva un altro contatto, nemmeno in questo caso arriva il fischio arbitrale. Dall'altra parte attacca la Virtus con Rossi, il taglio di Templari che poi va a bloccare per Sarni, il pallone invece per Mura che trova la linea di fondo completamente libera, prova a prendersi la penetrazione, non trova la via del canestro. Alesiani chiama lo schema in attacco per il Cus, 8 minuti e 10 per chiudere la partita. Bertucci fa circolare per Dettori, poi palla in angolo all'indirizzo di Riccardi. Bungaite riceve in gomito, la finta, la partenza in palleggio deve desistere perché le vie sono tutte ostruite. Un secondo per il tiro del Cus, ci prova Alesiani, qui non riesce a pescare il jolly. Allora Templari, già ripartita per la Virtus, ora Valentina Mura che va a cercare Ridolfi a un passo dall'anticipo. Riccardi, l'ultima a toccare è stata proprio Ridolfi, allora rimessa per il Cus che può respirare. Ancora Federico Sciascia che deve dialogare con uno dei due arbitri. Anche in precedenza c'era stato qualche contatto sospetto sul tiro dalla lunga distanza tentato da Riccardi. Candio che alza il quintetto della Virtus, esce Mura, torna in campo Lavinia da Silva con la canotta numero 1, rimessa invece per il Cus, verrà eseguita da Angela Dettori. Pallone per Federica Alesiani, 7 minuti 43 secondi per chiudere il match, sale a bloccare Riccardi, poi è pronta anche Dettori a ricevere il pallone, si smarca, o meglio prova a smarcarsi Bertucci, riceve invece Bungaite, il suo tiro in allontanamento si arrampica sul ferro e poi entra. Canestro importante questo per il Cus che torna sul più 7, 57 a 50. Templari in punta per Da Silva, vuole il pallone Rossi in uscita dai blocchi, prova a lavorare Sarni che stavolta è accoppiata con Bungaite. Rossi vuole battere dal palleggio Alesiani, trova il fallo della numero 4 in maglia bianca. Alesiani che è arrivata al secondo fallo personale della sua partita, rimessa per la Virtus dal lato pallone per Sarni, poi c'è Rossi che fa circolare per Ridolfi, ancora Ridolfi in possesso del pallone, sale Sarni per bloccare, poi il suggerimento in angolo all'indirizzo di Ridolfi che spara la tripla, sbaglia, si lotta a rimbalzo, l'ultima a toccare secondo gli arbitri è stata Sarni, dunque rimessa dal fondo per le universitarie. 6 minuti e 57 secondi al termine. Qualche problema fisico per Angela Dettori, forse un colpo subito in precedenza a rimbalzo. Torna subito in campo Mura per la Virtus, esce invece Ridolfi, rimessa dal fondo. Bungaite ha servito Alesiani, vuole eseguire il gioco offensivo fino alla fine il Cus. Alesiani ancora insiste nel palleggio, taglio backdoor di Dettori, non è servito. Riccardi si prende il centro dell'area, il passo d'incrocio però non trova fortuna. Dettori sparacchia malamente dai 6,75, poi Rossi serve Mura, tantissimo spazio Mura, si prende la tripla e la manda però sul secondo ferro, si lotta a rimbalzo, fischio arbitrale per sanzionare un fallo a rimbalzo, fallo commesso da una giocatrice del Cus, dovrebbe essere Bungaite nell'ultima circostanza, dovrebbe essere stata lei. Rimessa allora per la Virtus, già eseguita. Rossi, sale Sarni per il blocco su Alesiani, mano sinistra per Rossi, arresto e tiro dalla media, palla sul primo ferro, al rimbalzo c'è Dettori che lavora bene con il fisico, riesce a mantenere il possesso il Cus. Alesiani per Riccardi, ora dal palleggio Riccardi, il pallone poi ceduto all'indirizzo di Dettori. Alesiani, c'è la ricezione, o meglio la posizione profonda cercata da Bungaite che non riceve palla, si prende il tiro Alesiani, ha finito un po' la benzina il playmaker del Cus nel corso di questo secondo tempo. Qui la palla che era destinata dentro
a Lavinia da Silva. L'ultimo tocco qui secondo gli arbitri è di Riccardi che si dispera, il pallone però verrà consegnato alla Virtus, rimessa dal fondo per Rossi, il blocco di Templari, l'uscita di Sarni, poi il pallone sul perimetro per Mura, palla dentro per da Silva che si divora un canestro fatto, altro fischio arbitrale e poi c'è il fallo commesso da Riccardi in questa circostanza, anzi si tratta del fallo ed è il quinto personale di Lavinia da Silva, stavolta è andata lei a commettere fallo, diceva ho preso solo posizione ed esce dalla partita. Questa è una tegola importante per la Virtus, fuori Lavinia da Silva per falli con 5 minuti e 40 secondi ancora da giocare nel corso del match. È tornata in campo Giulia Ridolfi per la formazione virtusina, sotto di 7 lunghezze su 57-50, si è segnato poco nel corso di questo secondo tempo, le percentuali si sono abbassate, del resto le squadre avevano speso tanto in precedenza. Qui Alesiani vorrebbe spendere il fallo su Rossi, non fischiano gli arbitri, Mura va dentro, lo scarico poi per Ridolfi che ha un comodo piazzato e lo manda a segno, meno 5 Virtus, 57-52 ora il punteggio qui a Sadukesa in un derby che si sta facendo sempre più avvincente. Alesiani a lavorare sul blocco di Bungaite, poi Bertucci che non può ricevere perché viene marcata d'anticipo da Templari, riesce in un secondo momento a ricevere il pallone, poi Alesiani che vuole giocare in avvicinamento a canestro contro Mura che va a commettere fallo sull'avversaria diretta nell'ultimo caso, allora rimessa dal fondo, quarto fallo della partita anche per Mura che dà un'occhiata all'indirizzo del tavolo degli ufficiali di campo. Rimessa dal fondo con Alesiani che ha servito Riccardi, il tiro preso subito dopo la rimessa, errore contropiede, 3 contro 1 per la Virtus. Templari sbaglia l'appoggio a canestro, si rimane là sotto con Rossi che è riuscita a riaprire per Templari, presa in consegna da Alesiani, poi la palla in post per Sarni, subito raddoppiata, pallone fuori dall'arco per Mura, un mattone col tiro da 3 punti, recupera lei stessa il rimbalzo e va a realizzare. Giocata importante questa da parte di Mura, giocata di energia sembra averne sempre meno il Cus, ora sopra solo di 3 punti, 57-54 il punteggio. Bertucci per Alesiani, il blocco di Bungaite, va dentro Alesiani che fa esplodere il pubblico di Sadukesa, ha trovato energie per questa giocata, energie importanti. Federica Alesiani sembrava un po' in calo negli ultimi possessi, speso tantissimo, del resto la rotazione del Cus è molto corta, allora gioco forza, i minutaggi sono molto dilatati per le giocatrici dello starting five. Qui un fallo della difesa, la colpevole è ancora Riccardi ed è il quinto personale anche per Elena Riccardi che dunque esce di scena. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Iris Ferrazzoli. Templari in lunetta, Riccardi fuori causa invece in casa Cus Cagliari, primo libero a segno per Templari, accorcia ancora la Virtus, 59-55 che diventa 59-56, nuovo meno 3 per le virtusine. Niola ora in posizione di playmaker, fa rifiatare anche un po' Alesiani, Bertucci a sportellate con Sarni che cerca il pallone, stava forse un fischio arbitrale in questa circostanza. Alesiani, Bungaite vuole palla vicino a canestro contro Ridolfi, può attaccarla partendo anche lontano da canestro, il giro sul perno e poi il tiro realizzato da Julita Bungaite. Ridolfi in precedenza aveva cercato di prendersi il fallo di sfondamento, qui la palla viene salvata miracolosamente da Rossi ma le sue compagne erano girate, allora Dettori recupera per il Cus. Ora Alesiani
predica un po' di calma. 2 minuti e 55 al termine del match. Bertucci in possesso del pallone, cede poi a Niola, bel taglio dentro di Dettori, il tiro dopo la virata è sbagliato. 61 per il CUS, 56 per la Virtus. Si sta decidendo ora il derby della 13ª giornata del campionato di Serie A. 2 Templari dal palleggio, sceglie Murata però qui da Dettori e poi palla contesa con Dettori che voleva un fallo, anzi c'è stato il fallo ai danni di Angela Dettori, che dunque è pronta in lunetta, e il fallo commesso sulla giocatrice in maglia numero 11 era antisportivo. Allora 2 liberi più possesso per il CUS Cagliari. Il primo libero di Dettori va dentro, punti preziosissimi per il CUS che sta cercando di difendere con le unghie e con i denti il vantaggio acquisito nel corso del primo tempo, quando è stata sopra anche vantaggio nell'ordine delle 20 lunghezze. Possesso aggiuntivo ora per le universitarie che attaccano con Alesiani dal palleggio, ancora Alesiani contro Mura, cambio di mano per Alesiani, prende il centro dell'area, alza la parabola, non riesce a realizzare. Ridolfi cede dall'altra parte all'indirizzo di Rossi prova a prendere il centro dell'area, la virata, il tiro in allontanamento, secondo ferro, a rimbalzo Bertucci rischia di perdere il pallone, poi lo tiene lì Dettori in qualche modo. 1 minuto e 57 ancora da giocare in questo derby. Alesiani sempre con la solita chiamata, schema maglia per il CUS Cagliari. Niola, taglio backdoor di Dettori, stavolta è servito ma non riesce a realizzare per la disperazione del folto pubblico di casa. Angela Dettori, la partenza in palleggio dall'altra parte di Mura per la tripla di Elisa Templari. La Virtus è lì, 63 a 58, meno 5, 90 secondi ancora da giocare. Niola ora gestisce il pallone, cede per Bertucci, esce Dettori dall'altra parte, vuole palla Bungaite, Dettori, arresto di tiro difficile qui, soluzione forse un po' affrettata per lei. Coach Sciascia sta per chiamare time out. Dall'altra parte Templari da quella posizione ha fatto male in precedenza, Dettori vuole ribaltare, Bertucci ci mette una mano e arriva il fallo per la giocatrice in maglia bianca numero 12. È il quinto anche per lei e ora è veramente complicata da gestire la rotazione del CUS. Time out in campo, a chiamarlo come detto in precedenza è stato coach Federico Sciascia. Sarni in lunetta, 2 liberi importanti e pesanti per lei, il primo va dentro. 63 a 59, ancora un libero per Silvia Sarni, meno 4 Virtus, diventa meno 3 ora, 6-3, 6-0 in favore di chi attacca. Alesiani dal palleggio, 1 minuto 2 secondi al termine, il pallone qui per Gaslini, tornata in campo per coach Sciascia, si prende la penetrazione e per poco non arriva un canestro che avrebbe fatto venire giù l'intero palazzetto. Qui il ribaltamento di Mura rischiosissimo all'indirizzo di Rossi, in qualche modo riesce a tenerla lì. L'attacco virtusino in ricezione profonda, Sarni apre per Templari in ritmo da 3, primo ferro, rimbalzo di Bungaite che strappa via il pallone con rabbia. Alesiani ha già chiamato lo schema, 30 secondi al termine, con le ultime energie e con l'orgoglio il CUS sta cercando di condurre in porto la seconda vittoria stagionale. Lavora dal palleggio ancora Alesiani, arresto di tiro, primo ferro, Alesiani ancora con un rimbalzo d'attacco fondamentale, poi Templari che deve andare a spendere il fallo su Dettori, fallo che permetterà al CUS di non di andare a tirare ma di usufruire di una rimessa dal fondo. Non c'è ancora il bonus, anzi la rimessa verrà eseguita dal lato. 15 secondi al termine, più 3, palla in mano CUS Cagliari, ricezione per Alesiani, arriva
il fallo di Mura, anche con qualche istante di ritardo. Ha provato subito a far fallo, inizialmente non è stato fischiato e poi arrivato dopo 3 secondi il fallo di Valentina Mura. Anche per lei 5 falli. Torna in campo Marta Vargiu nelle fila della Virtus e ora liberi davvero pesanti per Alesiani, che può mettere 2 possessi di distanza tra il CUS e la Virtus. Silenzio, Saduchessa. Va dentro il primo libero di Alesiani, più 4 CUS, 6-4, 6-0. Ancora Alesiani, 1 su 2, rimbalzo di Sarni, deve trovare un tiro in tempi rapidissimi la Virtus. Vargiu non lo vuole prendere, va dentro invece Rossi in penetrazione, sbaglia, il cronometro sta scadendo, finisce qui il derby, va al CUS Cagliari che ottiene la seconda vittoria in stagione battendo la Virtus con il punteggio finale di 64-60. Davvero applausi scroscianti qui a Saduchessa per il cuore, il carattere e l'orgoglio delle ragazze di Federico Sciascia. Partivano con gli sfavori del pronostico, ma davvero con una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo sono riuscite ad avere la meglio in questo derby, a mio avviso in maniera meritata. Ora applausi per le universitarie al centro del campo, facce meste in casa Virtus che cercava una vittoria importante in chiave playoff, non l'ha ottenuta. Gioisce anche il San Salvatore che congela per il momento l'8ª posizione in classifica. È tutto per questa partita, io ringrazio Alberto Tosini che ha curato le immagini. Appuntamento a tutti i prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.